Dunque io sono nata qui in questa casa che lei vede e nel 1945, quindi finita la guerra e non è che avessimo patito la fame, grazie a Dio per quello, però non è che avessimo tutte le cose che abbiamo oggi. Quindi avevamo ancora gli scarpez, famosi scarpez, e si andava a scuola appunto con questi scarpez, che piova o che sventi. I miei lavoravano, mio nonno primo lavorava nel legname, quindi tagliava boschi, avevamo anche 1000 operai in bosco, 1000 boscaioli e si tagliava sia anche al confine dell'Austria, si tagliava in tutte le zone della Carnia, tantissimi operai, generalmente locali. E siccome la mia passione era quella di andare a lavorare, e i miei non volevano a quegli anni che una donna andasse in segheria. Visto che non posso andare a lavorare in segheria, vado a vendere libri per la Fabbri. Telefono a mio papà e dico: guarda che allora io vado a Bologna per la Fabbri Editori. Oh, assolutamente no. Sì, quindi il mio destino era quello di venire su e di vivere in Carnia. Sono tornata a casa e mi hanno fatto lavorare in segheria. E per fargliela breve, muore mio nonno e cosa vuole? Mio papà e mio zio e ha deciso in poche parole di chiudere la segheria a villa e pian piano tirare i remi in barca. E ho continuato a seguire mio papà che manteneva comunque i boschi, che quindi era già un impegno, e le malghe, perché noi avevamo anche le malghe. Tant'è che ancora quando era mio nonno vivo, e siccome avevamo 3-4 malghe, mi vendevo la mia bella produzione. E finito quel lavoro lì, a un certo punto avevamo meno malghe, quindi perché gli animali poi non è che ce ne fossero tanti rimasti, e chiudevano tutte le stalle qua in Carnia, lei lo sa. Vado a aprire un negozio a Lignano, che vendevo in fondo mercerie, ma più che altro filati. Così ho deciso, mi sono trovata appunto delle fabbriche di lana giù verso Prato, che mi dessero la lana anche a buon prezzo, e apro questo negozio a Lignano, l'ho tenuto 10 anni. Io sto facendo lana cotta, è un lavoro che facevo già quando ero giovane, per essere sinceri, perché mi piacevano, capivo la qualità della lana cotta austriaca e tirolese, perché è pura lana, perché è repellente, perché è termica, però non mi piacevano i modelli che loro facevano, per cui ho cominciato ancora da ragazza a fare per me dei capi di abbigliamento per i miei figli, per la mia madre, eccetera. Cosa succede? Che io però quella volta dovevo anche sperimentare perché non sapevo come si lavorava. Tesevo con la macchina da maglieria, come vede qua, le stoffe e le cuocevo nella grande pignata di ferro che avevano una volta dove facevano la lisciva. E quindi mi sono messa dopo, avevo un'amica che era sarta e mi ha detto: ma cominciamo a fare qualcosa. E naturalmente in cantina, come tutti gli artigiani, cominci in cantina e a un certo punto, visto che le cose potevano andare, avevamo cominciato con dei gilet intanto. Successivamente, insomma, abbiamo cominciato a fare le giacche e quindi ho dovuto allargarmi, assumere 3-4 dipendenti, perché avevo quella che lavorava nelle macchine e quindi cuoceva. E dopo avevo naturalmente la sarta che tagliava e le ragazze che cucivano e mettevano assieme. Come le vede, io sono sempre vestita in lana cotta con i miei capi. Questa è la stanza della sartoria, come vede sono le varie macchine per cucire, tavolone per tagliare le cose, eccetera. Questa è la prima stanza dove abbiamo i prodotti finiti, qua ci sono delle giacchine, vede? Delle gonne. Facciamo tappeti, sotto mettiamo il lattice. Moltiplichiamo le qualità della lana, quindi se con 2 etti di lana tiene un determinato caldo e termiche eccetera, cuocendola come vi avevo detto le cellule si uniscono e quindi moltiplichiamo, raddoppiamo le qualità della lana.
da 4 anni faccio il lavoro da sola perché ho cominciata la crisi, la gente gira poco, i negozi che fornivo sono stati tanti sono chiusi, per cui adesso ho dovuto licenziare i dipendenti e lavoro da sola perché mi arrangio, grazie a Dio. Sì, che quello che tu hai fatto, uno a un certo punto dica, vabbè, insomma, sta qua qualcosa ha fatto anche per la carne, in fondo, perché le dico sinceramente, io ho fatto parecchie mostre. Sono stata a parte in Austria, ma a Milano tante volte, sono stata, come hai visto le fotografie, sono stata anche in Cina, a Pechino e naturalmente cosa ti dicono? Vieni a fare il lavoro qua. E quindi avrei avuto tante possibilità per il mondo di fare il lavoro e caro dici lo faccio nella mia terra. Questo è il mio hobby, diciamo, il mio divertimento e la mia vita in ultima analisi, pur avendo 3 nipoti che sono affezionatissima, però io continuo il mio lavoro e credo che mi troveranno qua in qualche stanza. A me interessa poter lavorare finché mi sento.